Buonasera a tutti ragazzi con l'aggiornamento del famoso super tifone Agibis. Le autorità giapponesi hanno chiesto a quasi 7 milioni di persone, ragazzi, di allontanarsi dalle loro abitazioni vicino al mare, in effetti, quindi pericolo di forti ondate, alluvioni e frane, anche perché c'era un muro d'acqua oltre 20 metri, quindi il mare, anzi l'oceano, era proprio impazzito, diciamo, quindi hanno cercato di non di evacuare, ma di far allontanare più persone verso il centro, quindi 7 milioni di persone si sono dovute allontanare dalle loro abitazioni vicino, diciamo, alle coste. I meteorologi affermano che questa è la tempesta più pesante che abbia mai colpito il Giappone, almeno dal 1958, quando il tifone Kanogawa fece un sacco di morti, ragazzi. Guarda, la cosa più strana di quest'oggi, ragazzi, a parte il super tifone, è che poco prima dell'arrivo, quando stava a Tokyo, ciao Alessandro, c'è stato un terremoto di magnitudo 5.7, quindi diciamo proprio una bella giornata, diciamo a Tokyo, che ha scosso tutta la capitale giapponese e periferia orientale. Pensate un poco, quindi giornata con un tifone di categoria 5 e poi arriva anche un terremoto di magnitudo 5.7, proprio come si dice qua, proprio una bella short, cioè proprio una buona proprio fortuna, diciamo, ragazzi. In effetti i venti sono stati molto fortissimi, non si sa ancora quanti danni abbia fatto, anche perché, come potete vedere, ragazzi, ha quasi, diciamo, non del tutto, ma questa è la proiezione per mezzanotte, quindi diciamo da domani credo che il pericolo sia passato, però ora rimangono da vedere i danni. Non si sa, Alessandro, ho provato, ho chiamato pure il mio amico in Giappone e mi dice che non si sa ancora nulla. In effetti tutto è volato via, alberi straticato, però la TV ancora non parla di vittime. In effetti mi ha scritto poco fa perché lì sono le 5 del mattino, ha detto adesso mi vado a riposare perché lui fa il cuoco, quindi ha terminato poco fa e mi ha detto Giuseppe vado a dormire e mi ha mandato un video, diciamo, del posto. Ora devo solo vedere come riuscire a passarlo perché me l'ha mandato su Messenger, quindi adesso non so come passarlo sotto, linkarlo sotto al video questo qua, ma penso per domani riesco a metterlo. Invece non è che l'ha girato lui, in effetti è della TV giapponese lì che lui ha fatto vicino al televisore la registrazione, quindi devo vedere come passare col cavetto il filmato sul computer e poi metterlo sotto a questo video nel link. In effetti nel video si vede proprio il mare che si alza, allagamenti e tutti. Ciao Alessandro, figurati, buonanotte. Quindi in effetti ragazzi i danni non si sanno ancora perché è troppo presto, adesso stanno lì, sono le 5 del mattino, quindi tra poco sarà giorno lì e incominceranno a sistemare la situazione. Quindi diciamo che su Tokyo perlomeno è tornato il sereno, quindi già si metteranno all'opera per vedere i danni, anche se forse ci saranno poche vittime, anche perché sono stati tutti belli furbi, sono tutti scappati via fortunatamente, quindi si sono allontanati tutti da, diciamo, dalla direzione di questo super tifone, quindi già si erano mossi 2 o 3 giorni prima, avevano lasciato le case a meglio e via, quindi massimo ci saranno case distrutte, queste cose qua, sì, perché in alcune foto su internet si vedono proprio come è giusto che sia, tetti scoperchiati, ma è una cosa normale, è passato un tifone di categoria 5, quindi non è che è passato una tempesta così così. Per ora non si sanno se ci sono morti, se ci sono. I danni ci sono, questo è poco ma sicuro. Vittime, ragazzi, non ne so nemmeno uno, persone fatte male, quindi
feriti no, non ne hanno parlato proprio in TV, nella TV giapponese. Anche il mio amico mi ha mandato questo video, faceva vedere solo fiumi di acqua, il mare che stava altissimo, queste cose qua, però non parlava di vittime o di altro, anche perché comunque sta continuando sul Giappone, diciamo al sud, al nord voglio dire, quindi sta proseguendo. Salute, vabbè, 2165 metri. Nicolas, penso proprio che è quasi normale là. Sono 2000 metri, sono 2 chilometri a livello del mare, dai. Io te l'ho detto, io quando andavo a Torino, anche di questo periodo qua, ci stava una montagna, quella di Val di Susa, che io in effetti dicevo, ma che ogni volta che io arrivo qua a ottobre, stava sempre piena di neve. Io dicevo, ma com'è quella montagna pure in agosto era piena di neve, quindi da, diciamo, a quell'altitudine là, 2160 metri, credo che sia quasi normalissimo. Già a quest'ora sai che freddo che fa lì. Anche qui ci sono montagne alte per meno 1 chilometro e se sali la temperatura qui pure se vai in alta montagna si abbassa di molto. Qui c'è la montagna, come hai visto, c'è sta uno di qua e uno di là. A volte ci sono andato, so, per trovare funghi, queste cose qua, e posso garantirti che su proprio in alto la temperatura si sente che è diversa, quindi più sali e più si abbassa. Poi vedi, se noi abitiamo vicino ad Avellino, no? Già se tu vai ad Avellino, lì fa molto freddo in effetti dove sta Elena. Già se vai a Monteforte, Ariano Irpino, queste zone qua dentro diciamo la Campania, Potenza, già lì la temperatura già è molto molto bassa rispetto a Salerno. Cioè a Salerno qua fa caldo sempre si può dire, solo un po' come ti ho detto io, dicembre, gennaio e febbraio un po' di freddino, poi basta, sono 3 mesi. Ma a che parte di Salerno stai Massimo tu? Io sto diciamo a Marierna, sopra Fratte, però non, io sto ancora con lenzuolo Massimo qua. Oggi era proprio una giornata bellissima Massimo, la gente stava a mare. Io sono passato davanti a Marconi e alla lungomare, stava ancora chi si faceva il bagno stamattina. Ho fatto il video a mezzogiorno, l'una mi pare, più o meno. Ci stava un sole proprio, e poi lo puoi vedere, ci sta il video verso l'una, l'una e mezza, da qui. Ma un caldo esagerato, 28 gradi. Ah, mo sì, adesso sì, sì, e ma anche molti amici miei me lo dicevano comunque. A Modena stavano tanti amici che avevano trovato lavoro, poi anche a Modena è finita la zizzinella come diciamo noi e sono tutti tornati a Salerno. E io a Modena adesso c'ho ancora un mio caro amico, è rimasto solo uno a Modena a lavorare, poi tutti quanti sono andati via in effetti, tutti quanti che andavano a lavorare a Modena, mi ricordo a Reggio Emilia, tutti di Salerno, ma la maggior parte, il 90% è tornato indietro. Però sono durati un sacco di tempo a Modena, quindi in effetti hanno lavorato tipo 10-12 anni. Lo so Massimo, me lo dicevano i miei amici quando venivano qua, quelli che abitano a Modena. Adesso c'è un solo amico che diciamo sta lì, si chiama Maurizio Centanni, lui abita a Modena e ti posso garantire che quando veniva qui lui diceva che lì è molto molto più freddo come qua. Lui sta a Modena che secondo me saranno una 20 anni, quindi si è sposato, sta lì proprio. Mentre gli altri amici invece non hanno avuto più tanta fortuna e sono ritornati. Invece lui sono più di 20 anni che sta lì a Modena e mi dice che il clima è diverso da Salerno. Poi lui è stato qui a Salerno fino a 20 anni, poi adesso sono oltre 20 anni che sta lì. Quindi pure mio zio stava a Modena, a Reggio Emilia. No, qua a Salerno oggi veramente
la gente stava sulla spiaggia, ma tranquillo. Oggi io a casa sto ancora col pantaloncino senza maglietta, quindi fa caldo la verità. Pensa, come puoi sentire c'è il ventilatore acceso, se ci fai caso guarda, penso che lo senti adesso. Ce l'ho al minimo però per farti capire che in effetti ancora fa caldo, c'è il ventilatore ancora acceso qua. Ce l'ho al minimo per non farlo sentire nella video, se no sentono pure il ventilatore qua. Vabbè ragazzi, comunque vi auguro a tutti quanti una buona serata, quindi domani sicuramente vi darò notizie su quello. Sì, sì, è vero, sì, sì, dopo i 10.000, no, no, non dopo i 10.000 iscritti, no, non è una, allora, a parte i 10.000 iscritti, ma devi fare 40.000 ore di video, capisci? A parte i 10.000 iscritti, devi fare 40.000 ore di video, quindi devi vedere, come ti devo spiegare, devi fare 40.000 ore di visualizzazioni, cioè i tuoi video devono essere visti 40.000 volte. Quindi una volta raggiunti 10.000 iscritti e raggiungi le 40.000 ore di visualizzazione, cioè che la gente vede i tuoi video, puoi incominciare a guadagnare. Ma non crederti, non è come credi. In effetti per guadagnare, ti dico io, quasi deve proprio fare milioni e milioni di visualizzazioni. Prima si guadagnava, adesso non più, è finito. In effetti adesso pochi di noi lo stanno facendo anche perché non si guadagna più nulla, quindi prima sì, adesso no. Adesso con tutte queste pratiche che hanno fatto, sti casini, queste visualizzazioni, diciamo che ci sono canali che fanno 100-150 euro al mese, cioè non vale proprio la pena perdere una giornata intera per fare questo. Meglio andare a lavorare, quindi io ora lo sto facendo perché fra poco andrò a fare i mercatini, quindi non me ne importa più di tanto. Lo faccio, te lo dico, a scopo proprio così amatoriale, quindi non me ne importa. Però ti dico che hanno tolto la monetizzazione pure a tutti, quindi adesso lo sto facendo così tanto per perdere tempo, quindi non più come una volta che si guadagnava, quindi è una cosa di 2 anni fa. Poi YouTube ha cambiato tutte le carte in regola, quindi diciamo che dovresti essere proprio famoso famoso per guadagnare, quindi non lo consiglio proprio la verità. Pensa che io con tutti che 80.000 iscritti, tutto quello che dici tu, eppure se devo andare a lavorare vado a lavorare perché per YouTube non faccio nulla, quindi ti voglio far capire, no? Quindi a meno che non fai 1 milione di visualizzazioni al giorno, allora dico vabbè, allora vai. Però devi essere proprio famoso, quindi queste cose qua le fanno, che ne so, le fanpage, che ne so, le fa oppure un cantante, una persona famosa, cioè non le facciamo noi persone normali. Quindi è difficile proprio. No, ma figurati, è giusto per dirti che hanno tolto la monetizzazione a tutti già da un sacco di tempo, già ma da parecchio. Poi devi fare 40.000 di visualizzazione, cioè i tuoi video, a parte che li devi fare un sacco, ma poi devono essere visti pure, capiti? Quindi le 40.000 ore sono le visualizzazioni attuali che devi fare. C'è sta gente che ci mette 1 anno, 2 anni per farle, come ci sta gente che ci mette 10 giorni. Madonna mia, poi dipende da uno che fa, eh. Che ne so, a volte capita di fare qualche video e va bene, poi è tutta fortuna, quindi le notizie, guarda, te le sconsiglio, il gossip altrettanto. Io oramai lo faccio, te lo dico, a scopo amatoriale proprio, giusto perché ora sto fermo e quindi, ma come vado a lavorare, lo farò lo stesso, rimarrò sempre sul canale a fare, di certo farò meno video di quando sto a casa, però voglio dire che per guadagnare su YouTube devi fare proprio molte visualizzazioni. Calcola che ogni video devi fare per fare, non dico assai, ti faccio un esempio,
per guadagnare tipo 2000 euro al mese devi fare minimo, guarda, senza esagerazione, almeno 200.000 visualizzazioni al giorno, che sono tante, Cioè devi fare 6 milioni di visualizzazioni al mese. Quindi una cosa che la fanno i cantanti, capisci? Gente famosa. E neanche ma ti dico una cosa, ci sta gente famosa su YouTube, addirittura non le fa queste cifre. Queste cifre qua le fa tipo Luis Miguel, che ne so, cantanti Albano, che ne so, oppure le testate giornalistiche, che ne so, Rai 1, Italia 1, diciamo queste cose qua, fanpage, giornali che, oppure Novella 2000, queste cose qua sì, loro sì le fanno, ma gli altri di che fanno gossip, come me fanno notizie, eh, non ne vale la pena, guarda, sinceramente, è più una cosa di compagnia per stare tutti insieme che non per il denaro, perché non se ne fa proprio nulla di denaro qua, quindi, ma purtroppo questo da 2 anni, non è da, prima 2 anni fa si guadagnava tranquillamente, sono 2 anni che è finita in effetti, quindi se lo aprivi 3-4 anni fa ti avrei detto apri. Quindi se nel 2007 tu avresti aperto YouTube, io ti dicevo apri subito. Adesso lo puoi anche aprire, però difficilmente. Però provaci, non è mai detto, può darsi pure che fai qualche cosa che piaccia alla gente, non lo so. Le notizie, queste cose qua te le sconsiglio vivamente, quindi più qualche altra cosa, tranne che notizie di gossip, terremoti, eruzioni, come faccio io. Questi ce ne stanno centinaia di come me, quindi ci vorrebbe proprio qualche cosa di, sa, qualcosa che non fa nessuno, ma difficilmente, tipo un tutorial, queste cose qua, tipo chi si trucca, queste cose più sono seguite, capisci? Oppure lo fai da te, che ne so, queste cose qua più per la casa, queste cose qua purtroppo non è arte mia, quindi non le faccio, quindi però queste cose sarebbero più le cose che potrebbero andare, oppure fare video divertenti, dici, di comicità in effetti, quindi fare video divertenti. Lorenzo Damo che se n'è andato. Lorenzo è scomparso tanto tempo fa, già lui. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte e ci sentiamo domani. Ciao Gianluca, ciao Massimo, ciao a tutti ragazzi.